Cosa avete deciso di fare per essere un'ecofesta? L'iniziativa più grossa e importante che ci porta anche via parecchio denaro, diciamo, è quella di prendere tutto il materiale monouso biodegradabile, quindi i bicchieri, quindi le posate, quindi i piatti e tutto quello che sarà monouso sarà buttato nell'umido perché sarà biodegradabile. Che anno è questo 2019 per questa tradizione della parrocchia che negli anni ha cambiato volto? Abbiamo avuto per 44 anni come presidente storico Federico Marzi, al quale non si può non fare un ringraziamento per tutto quello che ha fatto per questa festa negli anni. È il primo anno di Tommaso come presidente, è il primo anno di un nuovo consiglio, è il primo anno di tante cose. Questo è il mio terzo anno, io da poco che sono inserito, però è una bellissima realtà perché giovani e più anziani condividono insieme la forza dei giovani con l'esperienza degli anziani e poi alla sera arrivano anche gli adulti che escono dal lavoro e si buttano subito in sagra, praticamente viviamo per una settimana e mezza lì. Il ricavato di queste serate come sarà utilizzato? L'asilo parrocchiale è in restauro in questo momento e quindi come ogni anno le risorse ricavate da questa sagra vengono poi utilizzate per opere parrocchiali. Quali saranno le 4 serate di festa? Saranno giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4, con un primo piatto che varia sempre tutte le sere, che sarà il solito classico raviolo fatto a mano dalle nostre donne il giovedì sera, il venerdì sera le mezze maniche con il pesce spada e i pomodorini, il sabato gli spaghetti a ragù di mare e la domenica le trofie al pesto alla genovese con fagiolini e patate. E musica dal vivo? Musica dal vivo con Davide Ramini, con i Caravel, con Enrico Roseto e con i Roller Folk nell'ordine da giovedì a domenica.